E dintorni, vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio, con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. A tutti i nostri radioascoltatori da Marco Grimoldi, e purtroppo la Stefania non c'è, la Stefania è in vacanza, ha preso un giorno, sono contento per lei e sono qua io, comunque non c'è nessun problema. Innanzitutto saluto Sveva che ci sta dando una mano per quanto riguarda la regia, ha appena fatto il salutino, e poi voglio dare innanzitutto i numeri di telefono per entrare in contatto con noi, che è il seguente: 02 9294 7222. Per quanto riguarda il WhatsApp 340 670 9659. Oggi è una bella puntatona. Diciamo che le persone che sono qua a fianco a me per ora hanno il record di sezione più lontana a Milano. Adesso ve li presento. Arrivano da Livorno e da Piombino. A fianco a me ho Carlo Ghiozzi, che è segretario per quanto riguarda il provinciale di Livorno e della sezione di Livorno, e Massimo Giannellini, che è segretario di Piombino e Isola d'Elba. Buonasera a tutti. Buonasera. Viaggio com'è stato? Lungo? No, dai, 3 orette, è passato abbastanza bene. Buono, dai. Cioè, sì, dai. Poi siamo a Livorno. Poi in buona compagnia col mio segretario di sezione a Piombino. Abbiamo tante cose da dire. Certo, ci siamo Innanzitutto voglio dire due cosine, la solita su Livorno. Livorno è un comune che conta 152.000 abitanti, capoluogo dell'anonima provincia in Toscana, è situato lungo la costa del Mar Ligure ed è uno dei più importanti porti italiani, sia come scalo commerciale sia come scalo turistico. Per quanto riguarda i monumenti, poi dopo loro mi aiutano, abbiamo il Duomo di Livorno, la settecentesca chiesa di Santa Caterina, il santuario di Montenero, la chiesa di San Jacopo in Acquaviva, e architetture civili abbiamo l'acquedotto di Colognale detto Lorenese, poi cos'è che ho scritto? Cisternone, monumento che è ancora un serbatoio d'acqua in funzione. Poi abbiamo il Palazzo Bottini dell'Olio, il grattacielo di Piazza Matteotti, Palazzo di Larderel, giusto? Sì. Il Palazzo delle Colonne di Marmo e poi il piatto tipico di Livorno, il caciucco. C'è là Lorenzo che lo sta già mangiando, l'hanno portato qua alla livornese. Caciucco con 5C. Con 5C, ma io non sono capace. È fondamentale dirlo, perché a volte c'è qualche pisano che ci dice caciucco, ma sapete che noi coi pisani siamo in una guerra di campanilismo totale. Cacciucco è con 5C. Ma io, non essendo lombardo, essendo alto milanese, tra virgolette, non riesco a dire la C, la A, quelle cose che voi in Toscana fate morire, cioè esatto. come lo Comunque dite. È differente il livornese dal fiorentino, perché nel fiorentino si aspira, no? La asa. Invece a Livorno si leva completamente diventa la asa, la casa. Vabbè, insomma. È molto particolare il nostro dialetto. E il cacciucco però è l'unico che ha le famose 5C, che devono essere tutte pronunciate, ben scandite. Beh, non ti chiedo come è fatto, perché io credo che sono tutti piatti poveri, tra virgolette, come i nostri piatti, perché penso che il cacciucco l'ho mangiato, quello che avanza come pesce e viene fatto. Sì, nasce come piatto povero, però oggi è un piatto abbastanza ricco, nel senso fa pasto completo, perché c'è il pane, c'è il pesce, c'è la salsa di pomodoro, ed è l'unico piatto di pesce che possiamo mangiare con il vino rosso.
Come mai, scusami, Perché spiegami. siccome c'è la salsa di pomodoro, allora il cacciucco è l'unico piatto di pesce che anziché col vino bianco lo possiamo accompagnare con il vino rosso. Ah, Questa è non lo una sapevo, particolarità. non lo sapevo. Sono tutti piatti. Si imparano cose nuove. Ma certamente, poi si impara, cioè sono contento che voi siete qua perché non è da tutti farsi 350 chilometri per venire qua in radio ed Devo essere... dire che quando ci hai chiamato per noi è stato un onore, quindi abbiamo voluto ringraziare di questo invito che a noi ha fatto molto piacere, perché vuol dire che siamo tenuti in considerazione anche dalla vostra radio che noi ascoltiamo costantemente, quindi abbiamo detto no, dobbiamo onorare questo invito con la nostra presenza fisica. Guarda, a me fa molto piacere e ti dico anche, la trasmissione nasce per far parlare e essere protagonisti voi, cioè le persone che si siedono qua sono le protagoniste. Marco Grimoldi o Stefania Paccagnello c'entrano poco, però voi siete i protagonisti, potete parlare. Poi Radio Libertà non c'è problema. Entriamo nelle domande. Entriamo nel vivo. Entriamo nel vivo. Disponibilissimi poi, a rispondere a tutto e di più. Ma io ti lascio rispondere, poi andate a ruota libera. Lo sai che noi siamo nella provincia più rossa d'Italia, quindi noi siamo in trincea e siamo pronti a combattere anche alle tue domande se sono un po' birichine. Ma non sono domande birichine, poi io lascio sempre a voi andare a ruota libera, però dalla parte di sua siamo in un sì, è vero. Insomma, a Piombino è un'isola felice perché è l'unico comune della provincia di Livorno dove siamo in maggioranza. Massimo? Sì, confermo, siamo in maggioranza, per fortuna stiamo lavorando con le altre forze di maggioranza, che Forza Italia, Fratelli d'Italia. Siamo al secondo mandato, abbiamo portato, dopo 70 anni di dominio rosso, siamo entrati nel 2019, abbiamo completato il primo mandato e ora ci siamo riconfermati. Quindi io sono consigliere comunale. Quindi le prossime elezioni 2029. Ci riconfermeremo. Beh, ma io ti voglio qua ancora nel 2029, tutte e due a parlare delle... Veniamo sicuramente, come dico io, è stato veramente un pregio venire qua. Beh, adesso onorati, non alzatevi tanto perché io non mi devo alzare. Ma io sono contento perché tutti quelli che vengono qua sono contenti di essere qua con noi e poi torno a ripetere, siete voi che parlate, siete voi che parlate del vostro territorio, siete essenzialmente voi che conducete la trasmissione. Io faccio subito una domanda. Come sostenere la crescita del porto di Livorno? Allora, il porto di Livorno è un porto particolare perché nasce in una Toscana a 2 velocità e questo è un dato di fatto, dove c'è il centro legato a Firenze che corre e la costa che è stata completamente abbandonata. E questo perché per le politiche che la sinistra ha voluto attuare in questa regione c'è stato un doppio passo. Attualmente, con il ministro delle infrastrutture Salvini, abbiamo ripreso in mano tutto il progetto del porto, tutto il progetto della realizzazione dell'ampliamento della darsena, che dovrà ampliarsi per ospitare maggior container che arrivano da tutto il mondo. A Livorno, il comparto Livorno La Spezia Genova è il secondo comparto più grosso d'Europa per l'arrivo di container, dopo Amsterdam. Sì. Quindi è una piattaforma, noi siamo fortunati, tra virgolette, perché siamo nel mezzo del Mediterraneo, è facile arrivare dal canale di Suez, quindi abbiamo un grande flusso merci, però necessita di un ampliamento e grazie al Ministro delle Infrastrutture che ha realizzato tutta una serie di finanziamenti per questa darsena, si chiama Darsena Europa, il nome la dice lunga su quello per cui verrà realizzata. Noi siamo pronti per appunto rilanciare il nostro porto che per anni, per una politica miope della sinistra, è stato completamente abbandonato. Beh, tanta roba quello che stai dicendo. È importante, molto importante. Questo dal punto di vista commerciale, ma poi siamo anche la piattaforma delle navi da crociera. Sì, perché anche lì ho letto, sono andato un po' a istruirmi perché non è un bel ciaccione. Ma no, dai, cioè, nel senso che anche
come turismo sta prendendo tantissimo piede il porto di Livorno, perché Livorno è Firenze vicino, ci sono tanti luoghi storici dove andare a vedere. Sì, la Toscana, la Tuscany viene chiamata a livello internazionale, viene considerata quasi come una nazione, e il patrimonio culturale che abbiamo tra Pisa, Lucca, Firenze, Siena, Arezzo, è un patrimonio culturale rinascimentale unico al mondo e come tale riconosciuto. Noi siamo, come Porto di Livorno, ehm, il porto di entrata in Toscana, ma stiamo cercando di sviluppare questo tipo di porto anche su Piombino. So se Massimo, vuol dir qualcosa, perché anche lì un po' di, navi da crociera stanno cominciando ad arrivare e questo diventa importante. Sì, anche su Piombino abbiamo queste navi da crociera che ci sono gli attracchi, mensili nel periodo ovviamente estivo, e poi comunque diciamo Piombino è legato all'autorità di sistema, è sempre un blocco unico, ecco, quindi legati sempre a quello che è l'attività. E poi so che tu sei anche segretario, oltre a Piombino, Isola d'Elba. Sì, anche Isola d'Elba, anche lì è tanta roba, se andiamo a vedere come turismo, come... Sì, infatti a Piombino una cosa che caratterizza anche tutto il periodo invernale è proprio il turismo che c'è con l'isola d'Elba, perché il traffico passeggeri è molto importante d'estate, ma è sempre molto attivo anche nella parte invernale. Eh sì, perché adesso Sì. obiettivamente a parte invernale fanno tante crociere, so che generalmente si fermano lì, poi vanno a Barcellona, fanno il giro, però la Toscana, scusate le altre regioni, perché io son lombardo, però anche in Lombardia ne abbiamo tante, la Toscana è tanta roba se andiamo a vedere, perché c'è la cultura degli Etruschi, perché lì ci sono Sì. Cecina e A Piombino, apro una piccola parentesi, è un paese del 1200, era un certo. principato di Piombino, nasce molto prima, di Livorno, e abbiamo nella zona costa di Baratti, il golfo di Baratti, che lì ci sono, le tombe etrusche, quindi l'Etrospe, la necropoli e l'acropoli. Quindi abbiamo il parco della Val di Cogna che gestisce, ci sono musei, c'è il museo etrusco proprio nel paese dove le crociere vanno a visitare, poi tutti i tour, Pisa, ecco. Eh beh sì, Però anche perché Piombino offre dal punto di vista, turistico abbastanza, ci sono le mura leonardesche, c'è il Rivellino, c'è il castello, quindi delle strutture d'altronde Leonardo da importanti. Vinci ha girato da Sì. tutte le parti, se andiamo a vedere, perché era qua anche a Milano, ha costruito tante di quelle cose, è andato Sì. anche in Mi Toscana. fa piacere E dirlo nasce perché Piombino Vinci. ho lavorato 6 anni a Torino e Piombino è conosciuta come il trampolino che va all'isola d'Elba, però insomma anche a Sì. livello di turismo, piombinese è molto, offre tanto. Una passeggiata deve essere fatta. E la regione come si pone di fronte al turismo? Visto che lui dice: "Siamo nella regione più rossa, più rossa, più rossa." Spinge per questo? Quali idee ha la Lega per portare più turisti, più a far vedere le bellezze? Perché oltre alle bellezze c'è anche buono il mangiare, perché c'è olio, c'è la classica fiorentina, ci sono, come ha detto lui, Ciuc con 5C, adesso non so come 5C, sì, dirlo, sì. però ci sono tutte queste cose. E come Lega come spingete? Come sul territorio senz'altro offriamo sempre questi, approcci che sono legati al turismo, ora non voglio minimizzare, comunque sia i musei che le sagre, abbiamo il 20/20, molte attività legate appunto sui prodotti, diciamo legati al territorio, come si è detto il vino e l'olio, che al momento la risposta è molto positiva. Pongo un'altra domanda, guarda, che, forse era la prima che dovevo farvi e mi sono proprio dimenticato perché siamo entrati con Carlo e parlava di mangiare e mi sono perso via un attimo. Come siete localizzati per quanto riguarda tesserati, per quanto riguarda il vostro militanti, sostenitori e tutte queste cose qua nella vostra sia dalla parte tua Piombino, Isola d'Elba, sia Livorno? Allora, per quanto riguarda il territorio piombinese, che noi esprimiamo anche San Vincenzo, Campiglia, Piombino e
e l'Elba siamo abbastanza soddisfatti. La nostra segreteria supera abbondantemente i 100 iscritti, abbiamo un bel gruppo che ci riuniamo tutti i mesi, almeno una volta al mese sia con gli iscritti o con la nostra segreteria. Abbiamo una sede, se lo posso dire, in via Giordano Bruno, è aperta al pubblico una volta a settimana, nel pomeriggio dalle 5 alle 19, ecco. È molto operativa la nostra sezione, sì. C'è partecipazione quando fate i gazebi oppure vi guardano un po' male perché giustamente, come diceva, zona rossa, se vedo un gazebo della Lega forse è meglio evitarlo. Ma il nostro territorio l'abbiamo educati abbastanza bene, perché noi siamo abbastanza presenti. Noi anche nelle campagne elettorali spaziamo, facciamo il gazebo a San Vincenzo, Rio Torto, Campiglia, svariati a Piombino, all'isola d'Elba, quindi magari saranno ormai abituati a vederci, fanno anche bene. E invece il provinciale cosa mi racconta, Carlo? Livorno è molto più difficile. Sapete che abbiamo organizzato una manifestazione per la campagna elettorale regionale dove hanno partecipato Salvini, Locatelli, Giorgetti, Valditara, e siamo stati assediati completamente dentro il palazzo. La gente non riusciva ad entrare perché c'erano tutti i centri sociali che ci avevano circondato, lanci di mattoni e quant'altro. Proprio noi sul Livorno, diciamo così, la zona nord della provincia, che è Livorno, Colle Salvetti, Rosignano, viviamo una realtà completamente differente rispetto a Piombino. È molto più dura, è dura fare politica. Io sono al quinto mandato amministrativo, ho un grosso consenso personale e quant'altro, però è veramente difficile spesso e volentieri fare il gazebo, che ci vengono distrutti, sputi, urla. Vi potete immaginare, non è facile, però noi ci siamo e vogliamo continuare a rendere la Lega presente sul territorio e non ci tiriamo indietro. Non abbiamo paura. E questo ci è riconosciuto dal fatto che la provincia di Livorno è la seconda provincia in Toscana per numero di iscritti. Arriviamo subito dopo Firenze. E questo non è una cosa banale, perché Firenze ha un bacino di abitanti che è il triplo della provincia di Livorno. Quindi se noi andiamo a vedere il calcolo, diciamo così, proporzionato rispetto agli abitanti, la provincia di Livorno è quella che ha il maggior numero di iscritti e per noi questo è un orgoglio. Vedi, io non capisco una cosa e te lo dico chiaramente, anch'io faccio gazebi. Io posso capire una guerra tra altre forze politiche, ma a parole. Andare alle mani, spaccare, tirare sassi, tirare pietre, sputi e tutte queste cose io non le capisco. È ovvio che, ti dico, di manifestazioni della Lega ne ho fatte tante, come le avete fatte noi, con le forze di pubblica sicurezza, eravamo lì che parlavamo, e di più erano gli altri che volevano entrare a rompere, cioè, ci sono cose che non Purtroppo è capisco. così, non lo capiamo nemmeno noi. Per un certo periodo noi facevamo su Livorno città il gazebo e la questura ci mandava per forza 1 o 2 pattuglie. Noi, quando io sono diventato segretario, ho avuto un incontro con la questura e ho chiesto che le pattuglie non fossero più affiancate ai nostri gazebo. Prima di tutto perché è uno spreco di denaro pubblico. Vabbè, certo. Noi siamo liberi e dobbiamo essere liberi di poter manifestare la propria idea, il nostro pensiero. Noi facciamo il gazebo almeno una volta al mese. Poi ci sono dei periodi, quelli invernali, che è più difficile farli, quelli estivi ne facciamo anche 2 o 3 al mese, però abbiamo chiesto che non ci fosse più la pattuglia. Qualcuno passa, ci urla, ci grida, eccetera, eccetera, però noi resistiamo. Io lancio sempre un appello. Vogliamo essere appunto liberi di poter manifestare il nostro pensiero, le nostre idee, la nostra idea di città, la nostra idea di nazione, e quindi riteniamo che sia fondamentale la nostra presenza sul territorio. Io lancio sempre un appello: anziché gridare, urlare, spaccare, andate lì e discutete tranquillamente, perché la verità sta sempre da una parte e dall'altra, però con suggerimenti che uno può dare si può costruire tante cose belle. Spaccare vuol dire che tu sei arrivato alla frutta, non sai cosa fare, allora tiri. Lo so, purtroppo è così.
Non molliamo. Ma no, ci mancherebbe, poi ci vediamo a Pontida, dai. Certo, quello sempre. Io ti pongo un'altra domanda. Quali proposte ha la Lega per rilanciare il commercio locale e delle piccole imprese, sia a Livorno sia a Piombino? Allora, il problema del piccolo commercio a Livorno, ma in Toscana in generale, è che subito nei primi anni 2000 sono state create tutta una serie di centri commerciali che si sono sviluppati sul territorio, andando ad uccidere completamente il mercato e il piccolo commercio. E questo era una completa concorrenza sleale, perché il centro commerciale ha il parcheggio gratuito, in centro città invece è difficile raggiungerlo, non c'è parcheggi, non c'è la possibilità di raggiungere facilmente appunto il piccolo commercio. Quindi dal nostro punto di vista noi riteniamo che bisogna creare una concorrenza leale tra centro commerciale e centro cittadino dove c'è il piccolo commercio. Sì. Da questo punto di vista dobbiamo ampliare la richiesta di parcheggi affinché possa essere libero il cittadino di scegliere dove andare, di trovare posto, di scendere, fare le proprie compere anche all'interno di quei negozi commerciali che sono l'anima vera della nostra città. E poi tieni presente che le piccole imprese, i piccoli commercio, bottega, sono aperti, c'è luce, c'è... Esatto. Dove c'è una luce non c'è criminalità. non c'è criminalità. Guarda, abbiamo una telefonata, un nostro Prego. Ascoltatore. Sì, pronto? Ascoltatrice, buongiorno a tutti. Ciao Lisetta, ciao Lisetta. Come stai Lisetta? Sì, tireminanze, come Tireminanze, certo va bene. Allora, anche se sono toscani, io volevo parlare un po' delle femminucce, cioè della società multietnica, se non mi dispiace. Vai, cioè, sono qua. Abolire per legge il velo islamico, perché qua al mio paese, dove abito io, che abito a 5 chilometri da Monza, sì, e mi passano sempre davanti a casa 5 o 6 donne velate. Allora io ho detto, prima o dopo devo andare in diretta radio perché non ce la faccio più. Perché, e adesso vi dico il motivo, perché solo loro, se questa cosa ci sta, è perché bisogna dirla anche a Roma, non solo in Radio Libertà. Solo loro posseggono la verità, sancita dal Corano e dalla Sharia, nel caso degli islamici e del capitale di Marx, nel caso dei comunisti, e non tollerano altro. Io colgo però una contraddizione, in quanto dice di considerare il velo una scelta personale di fede, di identità e di libera espressione della donna. Quello è un simbolo, secondo me, delle leggi islamiche, accettato e messo in pratica da chi lo ostenta e ce lo fa sbandierare sotto il naso. In parole povere, io la penso così. Noi accettiamo passivamente, purtroppo, ripeto, accettiamo passivamente che le loro donne velate vengano separate in un gineceo, mi sembra la parola giusta, e nascoste alla vista, mentre i loro uomini pregano in moschea. E tante altre cose, dico io, incompatibili con i principi della Costituzione. Certo. Allora, loro signori, se questi comportamenti e abitudini non vengono proibiti, sanzionati con provvedimenti amministrativi e penali nei casi più gravi, subiremo passivamente, dico io, la sottomissione di Quebec, il velo islamico, non solo come indumento ma anche come simbolo disegnato o stampato. Dovrebbe essere proibito per legge come la svastica nazista o il fascio fascista. Questo andrebbe fatto oltre alla repressione dei comportamenti incompatibili, secondo me, con le nostre leggi, per avere un atteggiamento attivo contro la sottomissione. Lisetta, nient'altro ragazzi, io vi saluto, io ti ringrazio. Ritorno, adesso sentiamo zona Livorno, zona rossa. Ciao Lisetta. Io ringrazio di questa telefonata perché ci introduce un tema molto importante che a Livorno è sentito. E ultimamente, come c'è stato uno sgombero, mi sembra. A parte lo sgombero, come giustamente diceva Lisetta, una bambina in un parco pubblico del centro città di Livorno è stata minacciata di morte da alcune concittadine del Bangladesh perché non portava il velo. È stata minacciata di morte. Il babbo ha denunciato
alla pubblica autorità questo fatto. E cos'è successo? Che il babbo è stato minacciato di tagliargli i piedi, che è la tortura peggiore islamica. Quindi, allora, se volete stare nel nostro territorio livornese, italiano, dovete rispettare le nostre norme. Non si può minacciare una bambina se non indossa il velo islamico. La bambina deve essere libera di scegliere eventualmente quale religione frequentare e quale abito indossare. Detto questo, legato a questo problema, a Livorno c'è tutta una serie di moschee abusive, che noi abbiamo fatto una battaglia con Susanna Ceccardi, che è venuta sul territorio, e ora ci saranno delle mozioni in consiglio comunale presentate dal sottoscritto, dove vogliamo chiudere queste moschee abusive, perché voi sapete che nei comuni ci sono dei piani operativi, e se nel piano operativo quel determinato fondo, quel determinato struttura non è identificata come luogo di culto, non si può fare la preghiera musulmana, per di più in arabo, per di più dove non si capisce cosa si dice. E poi da dove finisco, queste persone che vanno a minacciare di morte bambine escono, perché vanno a fare la preghiera, predicano quello che vogliono predicare loro. Unica religione, questo va evidenziato, che non ha trovato un accordo Stato e religione con l'Italia, per questo motivo, perché le norme del Corano non sono compatibili con le norme della Costituzione italiana. E quindi, come giustamente viene riportato più volte, siamo contrari affinché vengano aperte moschee regolari, ma soprattutto quelle abusive, fino a che l'Islam non firma un accordo con lo Stato italiano. Era la domanda che volevo dirti, questa qua, e poi soprattutto devi parlare in italiano, perché Esatto. vedi tante comunità che purtroppo l'italiano non lo parlano, e mi sembra che Valditara sta facendo qualcosa nella scuola. Esatto. Siamo arrivati alle 15:59, è volato il tempo, andiamo un attimo in pausa e ci vediamo fra poco. Grazie a tutti i nostri ascoltatori. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ain't that
Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Siamo rientrati di nuovo in diretta, siamo qua con la sezione di Livorno e il nostro amico Massimo di Piombino. È bello perché mi stava raccontando che tante volte va anche all'Isola d'Elba a verificare, vedere tutte queste cose qua. Io ti faccio delle domande velocissime, le ho scritte qua perché poi mi dimentico. Sicurezza. Quali zone della città soffrono di maggior te le faccio tutte una dietro l'altra e poi ti lascio, perché dobbiamo parlare anche di una cosina che il 4-5 dalle tue parti, lasciamo la sorpresa. Quali sono le zone della città che soffrono di maggior degrado urbano? La videosorveglianza aumenta, è un qualcosa positivo o negativo? Come si giudica il livello di sicurezza percepita dai cittadini a Livorno? E poi qual è la strategia della Lega per cercare di portare via sempre più elettori al centro-sinistra storico di Livorno? A te la risposta, guarda. Allora, il problema sicurezza a Livorno è un problema molto sentito. Noi abbiamo soprattutto le zone centrali che sono completamente abbandonate a loro stessi, con criminalità e microcriminalità. Il centro storico si è svuotato e è stato popolato tutto da immigrati. E questo purtroppo è stato la conseguenza di una scelta politica chiara dell'amministrazione, che andava a dire va tutto bene Madama la Marchese. Cosa che purtroppo non era. No. Finché c'era il ministro degli interni dalla Lamorgese, non si voleva intervenire, non si volevano chiedere pattuglie, non si voleva fare pattugliamenti del territorio, perché si diceva che noi di destra lanciavamo gli allarmi, che eravamo quindi allarmisti, che non c'era bisogno di controllare il territorio, cosa che noi con le mozioni, interpellanze continuavamo a chiedere. Alla fine è scoppiato il bubbone, perché a Livorno si dice scoppiata la bomba, e in poche parole cosa è successo? Che quei quartieri, tra accoltellamenti, spaccio e via dicendo, è diventata una polveriera. Fortunatamente è cambiato questo prefetto, il prefetto ha istituito le zone rosse che sono state create dal governo di centrodestra, e determinate zone hanno trovato una maggiore tranquillità. Quindi noi riteniamo che, se veramente non si parla in maniera strumentale di sicurezza, ma si fa concretamente con il presidio costante del territorio. Noi siamo per i vigili di quartiere, noi siamo anche per l'esercito, perché non bisogna avere paura delle nostre divise. Le nostre divise sono amici. Il capogruppo del PD, quando io ho fatto questo discorso, mi disse: ma come? Ma te vorresti che i nostri bambini sull'altalena fossero spinti da dei militari? Ma no. Ma come? Ma cosa ci combina? Perché te vuoi che i bambini sull'altalena siano spinti dagli spacciatori? No, perché poi, allora, io preferisco che ci sia un poliziotto in divisa che rappresenta lo Stato e che è amico del cittadino, e non il solito spacciatore che non ti fa vivere il quartiere, ma che ti porta solo criminalità e microcriminalità. Quindi noi riteniamo che il controllo del territorio sia fondamentale, certo. Il controllo di vicinato, quindi responsabilizzare anche i cittadini in questo senso, e non creare quella percezione di sicurezza che non esiste,
ma capire bene quali siano i problemi ed intervenire costantemente sul territorio. Sì, perché questo per noi è fondamentale, cosa che la sinistra non vuol capire. Sì, poi c'è anche da dire che tanti non vanno a denunciare se gli rubano in casa, non vanno a fare certe cose. Ad esempio Livorno, con tutte queste persone che non denunciano, è ai primi posti per furti, rapine e per scasso in casa. Quindi, considerando anche il fatto che la gente non denuncia, noi siamo al vertice delle classifiche, roba da mappe. Serve sicuramente un cambio di passo. Piombino, come stai, Massimo? A Piombino hai fatto questa buona sfumatura della gente che non denuncia. Cerchiamo di denunciare sempre, perché le statistiche che vanno alle forze di polizia fanno poi sì scattare certe dinamiche, e è una città senz'altro dove abbiamo anche noi l'esercito italiano, abbiamo l'assessore alla sicurezza che sta coordinando un tavolo con le forze di polizia, però l'assessore gestisce questo tavolo. L'assessore è Lega? Sì, l'assessore è proprio Lega. Quindi, sì. E quindi tanta roba. Nonostante tutta questa organizzazione, qualche evento rispetto agli anni passati si sta verificando, e quindi l'assessore lo dice a ampia voce, no? Cerchiamo di denunciare questi fatti, e comunque purtroppo capitano con consuetudine. Sì. Vabbè, certo. Su una cosa sul nostro assessore, perché sta facendo un percorso molto importante con i giovani, perché spesso e volentieri i giovani vengono considerati il Maranza, quelli che fanno confusione, eccetera, eccetera. Ma ci sono anche giovani che sono seri. Esatto. Però il nostro assessore ha capito che bisogna cercare anche un certo modo di confronto, di dialogo con questi ragazzi per cercare di capire qual è il momento del disagio. Perché ti comporti così? Perché più che col Maranza, che noi non siamo molto colpiti sui nostri territori, più a nord, però ci sono tanti giovani un po' sbandati che magari per la noia si mettono a spaccare o a far confusione, a accendere la radio. Allora, capire qual è il loro disagio e cercare di intercettarlo, come il nostro assessore sta facendo su Piombino, è un'altra delle soluzioni che possiamo andare a concretizzare. Quindi il prevenire prima del curare. Cioè, nel senso che magari l'assessore, c'è giovani che gli piace sentire la musica, magari organizza qualcosa dove sono loro protagonisti nel suonare la musica. Se ne parlava prima con Massimo, in un quartiere periferico, la nostra giunta ha realizzato un campino, un impianto sportivo che è frequentatissimo da questi giovani. Quindi cercano proprio degli spazi all'interno della città, che magari sono gratuiti, perché non tutti hanno la possibilità di pagare la retta dello sport, ma che su cui confluiscono e su cui portano avanti un qualcosa di sano, perché lo sport noi riteniamo che sia una cosa fondamentale. Infatti il nostro assessore, oltre a essere alla sicurezza, e anche allo sport, e quindi questa potrebbe essere un'altra delle soluzioni. Se nei piccoli quartieri periferici costruiamo impianti sportivi che possono essere usufruiti anche gratuitamente dai nostri ragazzi, molti problemi si andrebbero sicuramente risolti. Lo sport aiuta tanto, perché non è tanto lo sport, il partecipare, è la cultura sportiva. E poi ragazzi, adesso io ve lo dico ai nostri radioascoltatori, non voglio mettere in imbarazzo il qui presente Carlo, ma Carlo è un ex giocatore, capitano del rugby Quattro Mori. Sì, sì, ho giocato tanti anni, ho giocato qualche stagione in Serie A e nel Rugby Livorno, poi vabbè, ora sono presidente anche di una società, sono stato capitano di un'altra società, che è Quattro Mori, insomma. E poi io ritengo il rugby uno sport un po' particolare, cioè nel senso che ci si mena, ci si fa male, però poi sono tutti amici. Finisce lì tutto col terzo tempo. Durante le partite delle legnate che voi non avete idea. Insomma, usciamo rotti, spaccati, col labbro ammaccato e quant'altro, ma dopo al terzo tempo siamo tutti amici. Io offro la birra a quello che mi ha fatto il placcaggio più duro. Questo è uno dei messaggi che vogliamo mandare. Cioè, è vero che anche in politica, secondo me, no? Ci si può scontrare politicamente, ma io sono su idee diverse, d'accordo. Però finito il confronto si va a bere una birra anche dopo il consiglio comunale. Così si costruisce una società.
pur mantenendo la diversità delle idee, però poi a livello umano, caratteriale, e poi, è inutile continuare a mettere delle barricate, e poi perché Carlo, se no non si costruisce il niente. confronto, come dici tu, serve a costruire qualcosa, perché Certo. se siamo qua a parlare, tu puoi dire A, puoi dire rosso, io dico nero, sono felicissimo, rosso-nero, Milan, grandissima squadra, però alla fine dov'è le nostre posizioni? Tu andrai avanti con A, io vado avanti con B, e che cosa facciamo? Siamo qua fino a domani mattina Certo, e certo. niente. Io ti pongo anche un'altra domanda che case popolari, emergenza abitativa e problema anziani, la solitudine degli anziani, le uscite, gli anziani che si richiudono sempre di più in casa. Che cosa fate come Lega? Allora, noi siamo all'opposizione, Certo. quindi come opposizione abbiamo un grosso problema sulle case popolari, che è legato al fatto che abbiamo delle strutture che sono state realizzate al tempo del fascio. E la Casalp, che è la società partecipata dai comuni da Colle Salvetti fino a Piombino, su tante di queste abitazioni non mette mano. E quelle che ha realizzato nuove, le ha realizzate in modo talmente astruso, dove ha creato degli appartamenti con il cartongesso tra un appartamento e l'altro, dove si sente il vicino cosa fa quando mangia, quando va in bagno, quando fa altro, e addirittura nel mezzo di queste intercapelli di cartongesso è pieno di topi. Ci sono a Livorno si chiamano tarponi, che sono i topi, quelli più grossi. Pantegana da noi si dice. Da noi sono i tarponi che camminano in mezzo alle mura e la gente non riesce a dormire, è stressata, ha paura che escano e vengano morsi. Questa è la situazione delle case popolari a Livorno. Addirittura non si riesce a costruire di case nuove in modo idoneo, e tutte quelle vecchie sono piene di muffa, coi soffitti che crollano, ascensori che non funzionano, disabili che non escono di casa perché appunto non hanno più l'ascensore che li può portare fuori di casa. Siamo completamente fuori dal mondo. Noi riteniamo che invece per gli anziani, per i diversamente abili, ci debba essere un interessamento maggiore, una spesa. Ora, il piano casa di Salvini, che secondo me ha presentato ultimamente e che può dare importanti soluzioni, perché se noi riusciamo a vendere alle giovani famiglie determinati alloggi e quello che viene ricavato dalla vendita di questi alloggi viene utilizzato per sistemare le case che crollano, noi facciamo un grande servizio. Solo che la sinistra l'ha fatto Salvini, no, che schifo, ahibò, e quindi poi però nel piano operativo applicano le stesse norme, cioè a dei privati che costruiscono su territorio livornese, quindi aumentando il cemento, aumentando quello e quell'altro, allora però loro possono fare ristrutturare determinate case popolari. Ma come? A Salvini dice che fa schifo e che quindi non si può usare, però voi nel piano operativo mettete la stessa normativa e allora lì va bene. Lo vedete che avete dei pregiudizi. Voi di sinistra avete solo ed esclusivamente dei pregiudizi. Ti faccio arrabbiare, adesso ti faccio arrabbiare. Su queste cose ti faccio perché ci sono gli strumenti, il governo ti dà degli strumenti e questi qui per idea presa non li vogliono adottare. Ma è roba da male. Ti faccio arrabbiare, però abbiamo 3 minuti perché poi c'è la sorpresa e esatto. le Scusate, vedete. Vado su un altro, ma io ti voglio qua un'altra volta. Ti voglio qua un'altra volta perché questa domanda che ti faccio ci vuole mezz'ora a parlare. Servizio sanitario. Qui ci vuole Livornese, come siete strutturati? No, allora, noi abbiamo... Ti lascio 3 minuti, 2 minuti, altrimenti guarda, sono le 16:16. Vai. Ci picchiate? No, la Regione Toscana ha voluto sviluppare solo ed esclusivamente gli ospedali universitari, quindi a Pisa, a Firenze e a Siena. Tutti gli altri ospedali vengono completamente smantellati. Oltretutto nei capoluoghi sono stati realizzati nuovi ospedali. A Livorno è l'unica città capoluogo che non ha l'ospedale, non ha la sanità del territorio, non sono state realizzate strutture, siamo alla canna del gas. Nei piccoli comuni come Piombino, come Portoferraio, come Cecina, gli ospedali stanno chiudendo, i reparti stanno chiudendo. È gravissimo. Siamo abbandonati a noi stessi. Secondo loro ci si dovrebbe andare tutti a curare a Pisa, a Firenze o a Siena. Questo non è un servizio sanitario. E per di più la Regione Toscana ha unificato le ASL, perché quando le ASL erano a livello provinciale, ora ce n'è 3 a livello regionale,
a livello provinciale l'ASL di Massa ha fatto un buco stramilionario, centinaia di milioni di euro di buco. Quindi i soldi dei livornesi devono andare a tappare i buchi che loro stessi, i loro dirigenti che hanno scelto politicamente, hanno fatto in altre province. No, siamo fuori dal mondo. Guarda, io ti dico, scusa Massimo, se volevi... c'è tanto da parlare di queste cose qua, tanto, però adesso andiamo sulla parte più bella di oggi, più bella, che penso vi creerà tante soddisfazione, ma tanta fatica. Adesso la Sveva mette delle foto e lascia a te commentare quello che sta mettendo, perché sabato 5 Lega Toscana Summer Fest, esatto. Venerdì 4 settembre Donoratico. Che cosa fate? Che cosa state progettando? Ecco. Che cosa... So che richiede tanto sforzo. Sì, tanto Hai sforzo. tutto il tempo a disposizione. Cercherò di essere veloce. 10 minuti te li lascio, guarda. Tempi. Allora, io quando sono diventato segretario provinciale ho detto bisogna darsi da fare, non si può rimanere così seduti sulla seggiola a aspettare il morto che passa, quindi bisogna, anche se siamo magari in difficoltà come partito, perché non sono momenti facili questi, dobbiamo muoverci. Allora io a livello provinciale ho detto organizziamo la festa provinciale della Lega. Buono, bello. L'abbiamo proposto al regionale e il regionale, con Andrea Crippa, che è il nostro commissario regionale, ha detto no, allora visto che voi siete così volenterosi ce la facciamo regionale. Quindi per noi è stato prima di tutto un orgoglio, perché ospitare nel nostro territorio, ragazzi, chi non ci vede guarda che si stanno alzando, perché vedo la gioia che sono in queste due persone, cioè adesso noi non sono tutto, frasi fatte, noi facciamo tutto di volontariato, perché ci crediamo e quant'altro, quindi avere dei riconoscimenti anche a livello regionale per questi tipi di iniziative per noi è importante, cioè ci ripaga delle fatiche che ogni giorno, degli insulti, degli spunti, eccetera, eccetera, che ogni giorno subiamo sul territorio, ma che, lo dico, noi crediamo nei nostri ideali, nei nostri valori, nei valori della Lega, delle autonomie, del territorio. Ci teniamo talmente tanto che superiamo anche le difficoltà che giornalmente incontriamo sul posto di lavoro, non vi stiamo poi si farà se si fa un'altra trasmissione. Ma certamente, dai, ti voglio qua prossimamente. 2027 sei qua. Lo dicevo, c'è il record, ho parlato 8 ore di seguito a un consiglio comunale, sì, che insomma sono abbastanza allenato. Io ti dico, mancano 9 minuti. Come si svolge questa festa? Chi sarà presente a parte voi due e tanti altri vostri? Va bene, si svilupperà in 2 giorni, il 4 e il 5 settembre, che sono un venerdì e un sabato. Il 4 settembre è un giorno particolare, perché ricorre l'anniversario del governo più longevo della Repubblica Italiana, che guarda caso è il governo di centrodestra, chi ci sarà lì? con il viceministro Matteo Salvini, che ci dà l'onore di festeggiare questo importante evento proprio nella provincia più rossa di Livorno, e a Livorno alla festa di Donoratico. Quindi il giorno 4 apriremo la festa alle ore 17 con l'onorevole Crippa, l'onorevole Borghi e tutti i deputati toscani. Poi ci sarà un incontro molto importante con il sottosegretario Luigi Deramo, che è sottosegretario appunto al Ministero dell'Agricoltura e quindi della sovranità alimentare. Quindi per noi è importante, perché lì in zona abbiamo grandi aziende vinicole, c'è il Bolgheri, il famoso vino, l'Ornellaia al Sassicaia a 200-300 euro a bottiglia, se c'è un po' di soldi da spendere. Ti dico, non bevo vino, senza offesa, bevo vino. Anch'io bevo tanta birra, da buon ribbista. Belga però io sono sulla belga. Io un po' più tedesco. Ne parleremo anche di questo prossimamente. Comunque, incontreremo come le festa. le aziende del territorio, aziende vinicole. Abbiamo su Piombino importanti aziende agroittiche a livello internazionale, certo. Quindi ci sarà un confronto con le aziende, ci sarà Morrone, che è segretario regionale dell'Emilia Romagna, poi un secondo incontro un secondo dibattito tra il sottosegretario Durigon al lavoro e alle parti sociali e il nostro capogruppo alla Camera,
No, No. Molinari. Ah, Molinari, il nostro capogruppo. Quindi già lì è già un programma abbastanza denso. Ma poi arriverà il clou, cioè la cena, dove sarà presente Matteo Salvini, oltre a tutti gli ospiti della giornata, con tutti i volontari che hanno cucinato da mare a terra. Ci saranno spaghetti di mare fino ad arrivare al famoso vi invito fritto, tutti lì il 4 settembre. Alle ore 20 durante la cena Toccalini farà Toccalini, un Luca. incontro con i giovani, e poi alle 21:30 il comizio finale di Matteo Salvini, che sarà intervistato da Capezzone. Quindi una prima giornata densa di incontri, di opportunità. Noi a questa festa invitiamo anche tutti gli esponenti del centrodestra, di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Abbiamo invitato simpatizzanti, iscritti, quindi ci sarà la possibilità, oltre appunto di confrontarsi con i ministri e quant'altro, anche la possibilità di mangiare e fare festa, perché poi finirà con piano bar, karaoke e quant'altro. Il giorno successivo, il 5, perché non finisce lì, certo. avremo prima di tutto il ministro Locatelli, che incontrerà gli assessori al sociale toscani, tra cui il nostro assessore Gianni Fedeli di Piombino, e le associazioni di disabili che sono presenti sul territorio a livello toscano. Quindi anche questo un importante incontro. Successivamente la solita cena sarà organizzata perché noi si mangia sempre, si no? mangia, si festeggia, si mangia, si beve. Manfredi Potenti, che è il nostro deputato e responsabile nazionale del Dipartimento Animali, ha organizzato il Toscana Dog Show, che è una sfilata canina di tutti i cani di simpatizzanti iscritti che vogliono partecipare. Ci sarà questa sfilata con premi. Arrivano anche dalla provincia lombarda, se non erro, sì, qualcuno. Esatto, perché Deborah Piazza, che è la responsabile del Dipartimento Lombardia. Animale Lombardia, sarà la presentatrice dell'evento. Quindi ci sarà una quota di iscrizione, il ricavato andrà in beneficenza. Poi la sera, organizzato dal gruppo The Patriots, che è il gruppo europeo, con Susanna Ceccardi, ci sarà prima un intermezzo satirico con Graziano Salvadori e Susanna Ceccardi. Graziano Salvadori, per chi non lo conosce, chi è un po' più boomer come me, magari lo conosce, ma è toscano, lo conosce un po' meglio perché faceva Aria Fresca con Panariello agli Albori, con Panariello e Carlo Conti. Quindi è un comico di quella fascia lì, che poi si trasferì su Rai 1 ai primi tempi, poi è rimasto famoso a livello toscano. Quindi un intermezzo satirico, e poi parleremo con la Cisint, insieme sempre a Susanna Ceccardi, del problema del velo, del problema delle moschee abusive, che ci raccontava prima la nostra amica telespettatrice Lisetta. Quindi ci farà piacere anche affrontare da questo punto di vista il discorso. Concludiamo con una cover band locale che canterà I Nomadi, che sarà anche un tributo al maestro recentemente scomparso, perché Guccini sì è di sinistra, ma dal nostro punto di vista, quando un artista è un artista, non è né di destra né di sinistra. Poi tieni presente che la Lega, se andiamo a vedere, non è né di destra né di sinistra, è Lega, è movimento Lega, cioè né più né meno. Non vi fate mancare niente. No, cioè, sarà un grande tutto tributo il fior anche per Guccini. Io penso che è uno sforzo immane, è uno sforzo fisico, uno sforzo economico, ma lo facciamo anche in questo momento un po' di crisi del partito, no? Perché se guardiamo i sondaggi non siamo più al 30% a cui eravamo, però noi crediamo in quello che facciamo, crediamo nel messaggio che vogliamo trasmettere ai nostri elettori e riteniamo che le nostre ricette siano quelle più giuste per il territorio di Livorno, di Piombino, della Toscana, ma anche per l'Italia intera, oltre che per l'Europa. E poi è qua che si vede quanti militanti si sono lì e sostenitori che magari sentono, magari non vedono i personaggi che arrivano e sono lì in cucina, sono lì a pulire, sistemare, a fare tutto. E qua la base della Lega, il territorio. Noi abbiamo i militanti, e questo sta a dimostrare quello che ti dicevo prima. Noi siamo una delle province con maggior numero di iscritti, ma non sono iscritti falsi. Perché spesso e volentieri uno fa tessero la mamma, la nonna, la cugina per aumentare il numero, no?
non in malafede, no, dire oppure ti arrivano alla casa le tessere di altri partiti e dici ma io sono della Lega, ma arriva del PD, ma che roba è? Sì, questo era successo. Però qui si dimostra veramente l'attaccamento alla militanza. I nostri sono militanti veri che si rimboccano le maniche e che credono nei valori di questo partito e nelle soluzioni politiche che diamo noi sul territorio, a livello regionale i nostri esponenti del partito e a livello nazionale gli esponenti del governo e del Parlamento, per risollevare l'Italia. Non è facile, perché 4 anni che siete al governo non avete fatto nulla. Provaci te con i danni che hanno fatto in questi anni. Io penso che il governo abbia fatto tanto, di cose. Abbia fatto bene, dobbiamo pubblicizzarle ancora di più, perché la disinformazione della sinistra è devastante. Noi dobbiamo essere più incisivi e queste iniziative servono anche a questo. Massimo, siamo arrivati alle 16:26, 28 è scattata adesso, abbiamo ancora un minuto. Sia te Massimo, sia te Carlo, siete liberi di dire quello che volete, come l'avete detto finora. Va bene, quello che mi sento di aggiungere alla festa è una festa, io diciamo che è a misura di famiglia, no? Quindi chi ha voglia di venire a confrontarsi con noi, a conoscerci, a parlare, e a portata a misura di famiglia perché abbiamo pensato anche ai bambini, abbiamo allestito un parco giochi che abbiamo pensato insieme, e quindi ci saranno anche dei gonfiabili, quindi tutto pensato, non vi fate mancare non nulla, ci siamo fatti sia mancare grande, niente. piccolo. Sì, quindi una famiglia vuole passare una giornata e conoscerci, discutere serenamente della buona politica e di lasciare anche i bambini a giocare nell'area riservata. Ecco, abbiamo questa opzione che ci è piaciuto tanto. Buono, e poi avete anche l'opzione cani, chi vuole venire con l'animale c'è. Ecco. A te l'ultimo 30 secondi e poi 30 secondi io li spendo per e ti voglio qua ancora per ringraziare Marco dell'invito, io ringrazio voi. Marco del servizio che sta facendo per i territori. Spesso e volentieri i territori non sono pubblicizzati quanto devono, quindi voi state facendo un servizio fondamentale per chi sta impiegando il proprio tempo sul proprio territorio, per il proprio popolo, per le proprie radici, per tutto quello che sta intorno. Quindi io veramente ti ringrazio dello spazio che ci hai dato, del tempo che ci hai dedicato, e grazie veramente di cuore, e del lavoro che fai costantemente tramite Radio Libertà. Allora, a me fa piacere quello che hai detto, è tutto, come dici te, è per dare qualcosa. Non mi entra in tasca nulla, te lo dico, ma grandi soddisfazioni da parte delle persone che si siedono qua e ti riempiono di gioia. Come te, si parlava prima, ti sei elevato quando parlavi della festa, io sono contento e vi voglio qua ancora prossimamente. Combiniamo un'altra puntata. Noi verremo volentieri, non parlerò 8 ore come il consiglio comunale, però se hai visto che se mi dai spago io non mi chiedo più. Spago. Io vi saluto, grazie, sono contento che siete stati qua, saluto tutti i nostri radioascoltatori e al prossimo mercoledì alle 15:30 ci sarà anche la Stefania. Saluto, ciao a tutti. Grazie, ciao a tutti. Grazie. Avete ascoltato Lega e dintorni.